decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Sportivi siciliani, ben trovati con Penalty. Una trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico siciliano, e da questa settimana cambiamo orario perché siamo in diretta su TVM Palermo alle 15:30 e poi ci potete anche vedere alle 19:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Parliamo di calcio dilettantistico in modo particolare nella puntata del mercoledì, con i riflettori puntati sul campionato di Serie D, ma anche e soprattutto sul campionato di eccellenza. Tra l'altro proprio oggi c'è il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Ospite della nostra puntata il direttore sportivo della Don Carlo Misilmeri, Luigi Picone. Buonasera. Ben trovato. Ben trovato. È un po' il debutto anche a Penalty, è la prima volta che vieni a trovarci. Sì. Allora Luigi, parliamo subito di questo Don Carlo Misilmeri. Complimenti a voi, complimenti a mister Tommaso Napoli, perché avete messo su un bel gruppo e state facendo, almeno fin qui, un campionato certamente molto interessante. Ma poi alla fine qual è l'obiettivo, Luigi? Ma diciamo che l'obiettivo è quello di dare continuità a quanto fatto negli ultimi anni, in termini, diciamo, più che altro di andare a strutturare quella che è la società a 360 gradi. Stiamo crescendo e quest'anno il gruppo è stato quasi totalmente rinnovato. Avete preso parecchi 2004-2005 sì, quest'anno. abbiamo un gruppo dove abbiamo avuto, diciamo, 2 ragazzi confermati alla scorsa stagione e poi per lo più tutti ragazzi nuovi. Con tanti giovani, al di là dei componenti ovviamente più esperti. Devo dire che questo inizio per noi, se valutiamo appunto il calendario che abbiamo avuto, dove abbiamo incontrato già nelle prime giornate 3 di quelle 5-6 pretendenti a recitare il ruolo da protagonista. Infatti stiamo guardando le immagini della partita proprio di domenica contro una big, no? Questo Marsala. Sì. A proposito, vi è piaciuta la partita che avete fatto? Sì, o diciamo potevate sperare anche di portare a casa effettivamente tutti i 3 punti? Allora, siamo estremamente soddisfatti perché abbiamo fatto una gran bella prestazione, penso ad oggi la migliore dall'inizio della stagione. Bene. Come prestazione, come palle gol, come rendimento generale della squadra. Il punto con Marsala, una società importante, una piazza importante, una società seria, guidata da un allenatore importante, un gruppo dove con tanti giocatori di qualità. Sicuramente il punto lo prendiamo tutto, però in realtà un po' di rammarico c'è stato perché comunque abbiamo avuto almeno un 3-4 palle gol importanti che non siamo riusciti a concretizzare, però ripeto, abbiamo dato continuità all'inizio di campionato. Valuta che è soltanto la quinta giornata, sì, quindi ancora c'è tempo, il campionato è veramente lungo, sì, assolutamente. E quindi insomma sicuramente a lungo andare gli altri prossimi scontri diretti possono essere anche interessanti per voi. Sì. Ritornando in studio, la domanda invece riguardante il campionato di Serie D, lo seguite con interesse anche voi? Sì. A Misilmeri, perché è anche vero che insomma quest'anno il campionato di Serie D ci sta regalando delle emozioni interessanti. Sì, diciamo che io riesco ovviamente anche a seguire il campionato di Serie D. È un campionato lungo, difficile, dove ci sono molte società blasonate, importanti. Ovviamente credo che ancora non si siano delineati per bene quelli che sono i valori reali del campionato. Qualche risultato a sorpresa. Sì, esatto, e quindi magari in questo momento sembra tutto un po' più livellato, vedremo alla lunga quali saranno appunto quali saranno le squadre che... Non ti chiedo quale sarà la squadra che vincerà il girone, perché forse, come hai detto bene tu, è un po' prematuro. Sì, però ti dico che in realtà io sono sempre a favore delle siciliane, non me ne vogliono le altre, però bene, ovviamente anche noi sposiamo questa tua idea. Speriamo sempre per la Sicilia che possa, diciamo, aumentare il numero di squadre tra i professionisti, che sarebbe poi sempre una risorsa per tutto il movimento regionale. È vero. Bene, allora a questo punto partiamo ufficialmente con il campionato di Serie D.
Si è giocata la settima giornata di andata, eccola qua subito la schermata dei risultati. Città di Aciriale batte Città di Gela 2-1, vince il Messina 1-0 contro la Regina 1914, il Ragusa che pareggia in casa con la Gelbison, vince il Savoia 1908 contro la Castrum Favara 1-0, Vibonese Calcio batte Milazzo 3-1, vince fuori casa la Nissa contro la Vigor Lamezia 1-0 il risultato finale, pareggiano Athletic Club Palermo ed Enna Calcio 2-2, vince addirittura fuori casa il Sambiase contro la Nuova Igea Virtus e poi infine vittoria della San Cataldese 3-0 contro il Paternò Calcio. Guardiamola la classifica perché lì possiamo già incominciare a capire come andrà a finire anche il proseguo di questa stagione. Savoia in testa con 13 punti, con 12 punti Nuova Igea Virtus, Sambiase, Nis FC e Vibonese Calcio, con 10 Città di Gela, Gelbison ed Athletic Club Palermo, 9 punti per il Milazzo, con 8 San Cataldese e Regina 1914 insieme anche alla Castrum Favara, 7 punti per la Vigor Lamezia, con 6 il Paternò Calcio, 5 punti Città di Aciriale ed Enna Calcio, con 4 il Ragusa e il recupero incredibile sin qui del Messina che da meno 14 adesso attualmente ha soltanto 2 punti di penalizzazione. Guardiamo anche il prossimo turno perché si ritorna in campo domenica prossima, Castrum Favara che giocherà in casa contro il Ragusa Calcio, Città di Gela Athletic Club Palermo, Enna Calcio San Cataldese, Gelbison Vibonese Calcio, il Milazzo giocherà con il Città di Aciriale, Nis FC Savoia 1908, Paternò Calcio Nuova Igea Virtus, Regina 1914 contro la Vigor Lamezia ed infine il Sambiase che giocherà in casa contro il Messina. Allora, partiamo subito da una partita che è stata molto interessante, un derby tutto siciliano, il Città di Aciriale che vince in casa, grazie anche comunque ad alcune mosse azzeccate di mister Pagana contro il Città di Gela. C'è aria di crisi a Gela? Nel frattempo possiamo già vedere le immagini? Sì, diciamo che le ultime partite sicuramente lasciano qualche dubbio appunto sul rendimento del Gela, che comunque per me resta una squadra importante. Erano partiti bene, poi appunto nelle ultime partite un po' un calo e quindi speriamo che possano, diciamo, quanto prima ritornare al rendimento iniziale. Sicuramente la partita, magari la Cireale poteva sembrare sfavorito, ma in realtà la Cireale col cambio, diciamo, di allenatore sicuramente ha dato una svolta, con un allenatore importante qual è. Tra l'altro è arrivato un po' più di tranquillità sì, nell'ambiente, assolutamente, no? rispetto all'inizio. Gli stessi dirigenti lo hanno detto, sì. Ha parlato il club manager Capuana, lo stesso amministratore delegato, hanno cercato un po' di stemperare, perché poi alla fine, sì, sai, tu sei un direttore sportivo, conosci bene gli ambienti calcistici, più c'è tensione e più poi si ripercuote sul con la squadra. Della squadra, sì, assolutamente. Quindi devo dire che la Cireale sicuramente ha ottenuto un risultato importante con una squadra importante, e lì ovviamente è la prova di quanto dicevamo prima, ovvero delle difficoltà che comunque il campionato di Serie D, diciamo, nasconde, perché comunque sono sempre campi difficili, piazze blasonate, e quindi tutti i risultati sono possibili. Quanto può incidere un cambio di allenatore ad inizio stagione? Si era pensato di lavorare con Coppa, poi purtroppo i risultati non sono arrivati, però io credo che il cambio di allenatore, a prescindere da chi viene dopo, è sempre un po' traumatico, non soltanto per i giocatori, ma penso anche per la dirigenza. Io diciamo che sono sempre, evito di esprimermi in tal senso, perché comunque non conoscendo le dinamiche interne, certo, ovviamente certo, non è opportuno, però sicuramente un cambio di allenatore da una società come la Cireale, dove comunque c'è gente esperta che sicuramente avrà giudicato appunto questo inizio e avrà anche a malincuore, perché sicuramente mister Coppa era sicuramente voluto dai vari Strano, Cammarata, quindi da questo punto di vista per privarsene sicuramente ci saranno le buone ragioni. Sicuramente avrà influito anche il fattore squalifica che il mister ha subito, quindi sì, anche questo è stato un dettaglio che magari avrà giocato a suo sfavore, e adesso hanno fatto un affidamento a un allenatore secondo me importante per la categoria. Diciamo che hanno voltato pagina, sì, l'arrivo di Pagana ha messo entusiasmo, sì, e quindi sulle capacità di Pagana che tutti conoscono, sì, sicuramente si parte per raggiungere prima possibile una posizione interessante, perché poi dopo in Serie D, se incominci ad avere risultati negativi, recuperarli, sì, questi punti
è sempre Sì, molto sì, difficile, sì, è vero. Mentre invece i punti il Messina li ha recuperati, incredibile ma vero, Assolutamente sì. da 14 punti di penalizzazione adesso soltanto 2, tra l'altro vincendo un derby dello Con la Stretto Regina. che è difficilissimo contro il Regina. Come Sì. vedi la situazione del Messina? Sono Ma curioso. sicuramente devo dire che Messina, se non fosse stata per la penalizzazione, appunto, sarebbe sicuramente tra i primi posti. Hanno fatto un miracolo Martello e Sì, Romano. l'accoppiata, appunto, stavo dicendo questo, l'accoppiata Martello Romano non si smentisce mai, non è nuova sicuramente a determinate vero. imprese, e di conseguenza lì è, secondo me, la prova tangibile che quando hai gente competente, esperta, sicuramente i risultati arrivano, e questa anche la vittoria nel derby E poi con c'è la la serenità Regina dell'acquisto finalmente del della pacchetto società, sì, assolutamente. societario, che porterà probabilmente serenità anche tra i tifosi che negli ultimi anni hanno combattuto Ed una anche battaglia con l'ex presidente. È assolutamente, secondo me, anche una questione di vedere prospettiva in quello che si fa, e quindi Chiaro. sicuramente da questo punto di vista il Messina ha avuto questo grande risultato domenica con la Regina in un derby che sicuramente rievoca ricordi di un calcio diverso È più vero. importante di categorie superiori, molto diverso. però onore e complimenti sicuramente al Messina per quanto sta facendo. È dura, però sono vivi, e secondo me continueranno a fare un campionato importante. Anche io sono di questa idea. Guardiamoci gli highlights, una bellissima partita, vince il Messina 1-0 contro il Regina 1914. Appassionati di calcio, buon pomeriggio da Francesco Costanzo. Messina e Regina per la 7ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Sempre sul pallone Marco Tesia, pronto a battere. La battuta, colpo in testa e la palla a rete! Cristian Roseti, il vantaggio del Messina, il gol della formazione biancoscurata al 17esimo. Cristian Roseti sul calcio d'angolo da parte di Tesia, incornata vincente del 72 del Messina per il vantaggio della formazione biancoscudata. Dalla sinistra verso destra con il traversione, ancora il colpo in testa sotto misura con Smela sopra la traversa. Garufi, lo scambio in schema provato, Garufi va poi alla conclusione, recupera palla in Messina, rilancia in profondità per lo scatto di Touré sul versante di sinistra, defilato, entra in aria, la finta, Touré cerca di appoggiarsi, si divincola, Touré l'appoggio per Roseti, calcio d'angolo, corner dalla sinistra per il Messina, pronto come sempre dalla bandierina Marco Tesia. Palla insidiosa, il colpo di testa con la sfera di poco al lato, poi un'occasione da palla ferma. Ultimi secondi, tra poco il fischio arbitrale, palla in aria che spiove, ancora la possibilità per la girata e poi fuori il calcio in porta da parte di Porcino. Ancora Fomete, si libera bene, ha uno spazio per andare altre persone, libera Orlando, poi al limite la battuta di 2 volte da parte di Mungo. Touré dalla destra, il traversone, Roseti di testa, la palla che termina fuori dallo specchio della porta, difesa da Lago Nigro, il traversone, occhio alla girata, la palla che non entra, e poi ancora traversa, prima palla e poi traversa, incredibile, Regina vicinissima alla marcatura e il tiro sopra la traversa, l'urlo di liberazione, cosa ha rischiato il Messina nel giro di pochi secondi, credo prima palo e poi traversa. E che muovere la Franco Scoglio, è finita, il Messina batte la Regina, fa suo il derby dello Stretto, 1-0, decide la rete di Cristian Roseti, Messina batte Regina 1-0, 3 punti pesantissimi per la formazione di Pippo Romano.
3 punti pesantissimi veramente per la classifica del Messina, 3 punti che lanciano ancora di più la squadra di Romano, che oltre a fare punti fa anche gioco, perché stiamo vedendo che insomma tutte le partite le gioca a grandissimi livelli, quindi complimenti al duo Martello-Romano, complimenti anche al nuovo pacchetto azionario che gestirà il Messina nei prossimi anni, con la contentezza finalmente dei tifosi che così potranno seguire e magari chissà sognare un Messina ancora più in alto rispetto a questo interessantissimo campionato di Serie D. Voltiamo pagina, parliamo della Ragusa, ci guardiamo il servizio, la partita è finita 0-0 contro la Gerbison, squadra che quest'anno insomma farà sentire la sua presenza in questo girone. La Gerbison sembra non saper più vincere, dalla doppia trasferta in terra siciliana torna con 2 pareggi entrambi senza reti. Dopo quello rimediato a Favara infatti, anche con il Ragusa gli uomini di Carcione non vanno oltre il punteggio di 0-0. Un risultato che rallenta la corsa alla vetta dei cilentani, che sul campo degli Iblei speravano di tornare a casa con il bottino pieno, ma al triplice fischio ne è venuto fuori un pareggio che ha offerto pochi spunti degni di rilievo. Viscomi e compagni hanno provato a creare qualche occasione per mettere alle corde la retroguardia del Ragusa, ma senza riuscirci. Così la Gerbison si vede costretta a rinviare ancora l'appuntamento con i 3 punti e avvicinarsi ai quartieri alti della classifica. Per questo match mister Carcione ha proposto inizialmente la stessa coppia d'attacco Piccioni-Liurni, ma per entrambi è stata una giornata grama. Ora, con la vetta che resta non lontano, c'è da invertire la tendenza e provare a fare il risultato pieno già dalla prossima partita in casa con la Vibonese, che dal canto suo ha vinto 3-1 con il Milazzo e superato in classifica di 2 lunghezze proprio i rossoblu vallesi, rimasti a quota 10. Con il mio ospite voglio parlare invece della Nissa, che adesso pian pianino, tra polemiche sì e polemiche no, sta risalendo la classifica. Adesso soltanto un punto la separa dalla vetta. Questa Nissa che all'inizio un po' tutti hanno pensato fosse una squadra principalmente da figurine, nel senso c'erano tutti i top player praticamente del campionato di Serie D, però è anche vero che poi bisogna assemblarli, bisogna coordinare un gioco. Di Napoli ha fatto credo un lavoro interessante. Qualcuno diceva che nello spogliatoio ci potessero essere dei piccoli problemi, però poi quando arrivano i risultati tutto viene dimenticato. O sbaglio, Luigi? Assolutamente, assolutamente. Sicuramente la Nissa per gli investimenti fatti, diciamo che ci si aspetta un campionato da assoluta protagonista, però poi sono tanti i dettagli da mettere insieme affinché le idee di inizio stagione vengano appunto concretizzate attraverso il campo, e devo dire che lì secondo me hanno patito anche il fatto di avere tanti elementi nuovi, un allenatore nuovo, certo. E quindi questo al di là degli investimenti fatti, quindi ci può anche stare questa parte iniziale un po' a rallentatore, non male, ma a rallentatore. Ci può stare, è ovvio che le pretese sono alte, la piazza è ambiziosa, il presidente tantissimo e ovviamente ci può stare, però in realtà in un campionato lungo e difficile secondo me alla lunga la Nissa potrà venire fuori. Quindi sotto sotto mi stai dicendo che sulla carta la Nissa deve essere e sarà la squadra da battere. Secondo me la Nissa, al di là del fatto, come ti dicevo prima, per essere una siciliana, ma per gli investimenti fatti per la squadra, per l'allenatore, il direttore, per ambiente, per ambizione, città sicuramente, che ha voglia assolutamente di vivere la Serie C. Assolutamente sì, vero, quindi speriamo il meglio, diciamo, per la Nissa. Bene, allora guardiamoci gli highlights. Una Nissa che sbanca il campo della Vigor Lamezia, vince 1-0. Amici sportivi, un cordiale saluto e ben trovati con il campionato di Serie D. Ci siamo messi alle spalle ben 6 turni, siamo alla 7ª giornata quando si incrociano i cammini di Vigor, Lamezia e Nissa. Nell'ultimo turno la Vigor ha perso per 1-0 sul campo del Paternò, la Nissa invece ha pareggiato tra le mura amiche contro la Vibonese per 1-1. Partiamo con racconto del film del primo tempo, 2 minuti la Vigor, cross dalla sinistra di Danna, viene deviato da un tocco con la mano secondo il direttore di gara di un difensore della
della Nissa. E questo calcio di rigore, Vigor Lamezia che ha l'occasionissima, dopo appena 3 giri di lancette, di portarsi in vantaggio dal dischetto. Va Mascari 1 contro 1 con Castelnuovo che però lo ipnotizza e mantiene inviolata la propria porta. Rivediamo l'intuizione e l'estremo difensore dei biancoscudati che intercetta alla perfezione il tentativo di trasformazione di Mascari. Al 20° calcio d'angolo, ancora Vigor pericolosa, Del Pin di testa non trova la porta. Al 31° azione manovrata della Nissa che parte alla prima metà campo, uno scambio veloce, libera Rodulo. Alla conclusione col piattone Riccardo Rodulo, 0-1 della Nissa dopo qualche brivido, dopo le offensive della Vigor Lamezia. Passa la formazione ospite, 37° Terranova dalla destra mette il cross, Rodulo riesce ad arrivare dopo la deviazione del difensore, lo ripunta, Rodulo prende il fondo esterno della rete per lui. Partiamo con il film della ripresa. Al 50° Nissa, Rodulo stavolta parte da sinistra e decide di mettersi in personale, ancora Rodulo si accentra, conclusione con il destro di controbalzo tra le braccia di Ianni. Al 60° calcio di punizione per i padroni di casa, i calabresi, dentro Tandara cerca la girata alta oltre la traversa. Al 65° Agnello prova l'impostazione, allarga il gioco a destra dove c'è Terranova, dentro da Diaz, lo stop di Diaz di fatto è uno scarico per il compagno Palermo. Azione bellissima della Nissa, ma Palermo la spara alta. Al 67° apertura per Del Pin, Vigor Lamezia che non si arrende, Del Pin punta l'avversario, entra in area di rigore, se la porta sul destro, passa Del Pin, pallone alto. Finisce così la 7ª giornata del campionato di Serie D. Vigor Lamezia 0, Nissa 1. Sono 3 punti fondamentali per la formazione biancoscudata. Decide il gol di Rodulo al 31°. In questo girone I del campionato di Serie D, attualmente al primo posto troviamo il Savoia 1909, mentre invece la scorsa settimana al primo posto c'era la squadra della Nuova Igea Virtus, che purtroppo perde in casa una partita difficile da affrontare. Hanno messo veramente tanto cuore, ma dall'altra parte c'è questa Sambiase che probabilmente non è escluso che anche quest'anno possa essere la squadra rivelazione. Guardiamoci il servizio. Sambiase che vince contro la Nuova Igea Virtus per 2-1. È stato un pomeriggio intenso dal Contres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si è giocato un vero e proprio scontro al vertice. L'Igea Virtus, capolista e ancora imbattuta, ha ospitato un Sambiase in grande forma e reduce da una serie positiva di 5 partite. E dire che per l'Igea di Mister Mara la gara era cominciata nel migliore dei modi. Dopo appena un minuto Cicirello impegna Giuliani con un colpo di testa e sulla respinta maltese sfiora il vantaggio calciando sull'esterno della rete. Il gol però è soltanto rimandato di 3 minuti quando Calafiore sfonda sulla corsia Mancina e mette un cross tagliato in aria, velo geniale di Cicirello e tocco vincente di Samaché che firma l'1-0 e il suo 6° centro in 7 gare. Il Dal Contres Barone può finalmente esplodere. L'Igea continua a spingere, al 10° reclama un rigore per un contatto su Cicirello, ma l'arbitro non abbocca e ammonisce l'attaccante per simulazione. Al 16° ancora Cicirello protagonista con un sinistro dal limite che esce di poco alla destra del portiere, ma il Sambiase cresce con il passare dei minuti. Al 27° bella trama dei calabresi con Abercon che segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco millimetrico, scatenando le proteste ospiti. Il pari arriva comunque al 42° grazie a Diogo Fortunato che scarica un destro potente da fuori area. Barone non è impeccabile e la palla finisce in rete. 1-1, tutto da rifare per i giallorossi che protestano per un presunto fallo su Maggio, ma l'arbitro lascia correre. Nella ripresa l'Igea rientra con voglia e coraggio. Al 47° Maltese sfiora il gol di testa, poi sul capovolgimento di fronte è Diogo Fortunato a far tremare il pubblico di casa, ma Barone riscatta l'errore del primo tempo e salva con un grande intervento. L'Igea ci prova in tutti i modi, Squillace al 53° su punizione, Calafiore 2 minuti dopo sempre su calcio piazzato e ancora Squillace al minuto 70 direttamente dalla bandierina, ma Giuliani è insuperabile e tiene in vita il Sambiase con 3 interventi decisivi. E così all'83° arriva la beffa quando sul pallone rimesso in mezzo
preso da Pantano. Abercon anticipa tutti e di testa firma l'1-2. Barone non perfetto anche in questa occasione e il Sambiase completa la rimonta. Esplode il tifo dei sostenitori calabresi presenti nell'impianto barcellonese, mentre cala il gelo tra i tifosi giallorossi. Nel finale l'Igea tenta l'assalto disperato, ma il colpo di testa di Maddaloni non sortisce il pareggio sperato. Finisce 1-2, l'Ige Virtus si ferma dopo 7 risultati utili consecutivi, perde imbattibilità e vetta della classifica, ora occupata dal Savoia, mentre il Sambiase centra il sesto risultato utile di fila e raggiunge i barcellonesi a quota 12 punti. Beh, la partita è stata molto bella, onore a questa nuova Igea Virtus che ha un po' rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione. Io credo che comunque sin qui grande campionato. Assolutamente sì, anche se ha cambiato, però ormai l'Igea Virtus, diciamo, nelle recenti stagioni è, diciamo, una certezza di questo campionato, la squadra è esperta per questo campionato e quindi secondo me i risultati ottenuti sono appunto frutto di questo. Ci vuole qualcosa di in questo più dettaglio per andare in Lega Pro secondo te? Sì, rispetto alla rosa che attualmente dispone Marra? E soprattutto anche in funzione di ciò che le altre squadre anche hanno fatto, perché magari alcuni investimenti durante una stagione possono essere già importanti, magari in un'altra stagione anche in funzione di quello che fanno gli altri può essere qualcosina in meno, ma onore a quello che comunque continua a fare appunto l'Igea Virtus. E onore anche al Sambiase, lo scorso anno incredibile stagione, nessuno avrebbe scommesso ancora qualcosa nei confronti di questa squadra e che invece è lì, vince fuori casa, è seconda in classifica, quindi a dimostrazione che quando c'è programmazione e voi lì soprattutto a Missilmeri un po' vi ispirate a queste società che ambiscono a categorie superiori ma attraverso una gradualità. Sì, perché penso che comunque la gradualità e andare step by step a puntare ad obiettivi importanti sia il requisito fondamentale, soprattutto non bruciare le tappe, strutturarsi sotto tutti i punti di vista e provare via via appunto nel segno della continuità, che penso che in queste categorie sia un dettaglio importante, provare magari a raggiungere qualcosa che si può definire, per noi la categoria superiore potrebbe essere un sogno, però in realtà sogniamo sì, ma in realtà ci lavoriamo pure. Perché quando c'è una programmazione vuol dire che hai trovato la quadra giusta dal punto di vista tecnico che organizzativo interno, quindi dirigenziale, e quando tutti questi quadrettini si vanno a incastrare, beh, lì in quel caso il sogno può diventare realtà, assolutamente no? Sì, assolutamente sì. È appunto una questione di dettagli, non è solo una questione di squadra, di giocatori, perché penso che poi considerando anche le tante differenze tra il campionato di eccellenza e il campionato di Serie D, sicuramente ci si deve arrivare pronti e quindi di conseguenza ci si deve strutturare per bene sotto tanti punti di vista. Benissimo, proseguiamo il nostro cammino per quanto riguarda questo girone I del campionato di Serie D. Possono già partire le immagini, vediamo i gol tra i più importanti. Subito la partita del Savoia che vince in casa 1-0 contro la Castrum Favara. Abbiamo visto il gran gol di Munoz. Savoia che con questi 3 punti vola adesso al primo posto in questo momento solitario nel girone I. Passiamo anche all'altro incontro, la Vibonese che vince 3-1 invece contro il Milazzo. Al 14esimo del primo tempo c'è il primo gol di Castiglio per la Vibonese, poi subito dopo c'è anche il raddoppio al 23esimo minuto, un gol di Hernandez. Non molla comunque questo Milazzo perché al 43esimo minuto accorcia le distanze con Cassaro e beh, lì forse un pochettino si poteva sperare in qualche cosina maggiore rispetto a questo svantaggio. Purtroppo però poi al 77esimo arriva il gol del 3-1, il definitivo risultato che porta alla Vibonese attualmente a 12 punti in classifica. Ed infine guardiamo questo bel derby tra Athletic Club Palermo ed Enna Calcio, 2-2 il risultato finale. Subito al terzo minuto il gol di Micoli, complimenti, di Micoli anzi, e poi dopo, incredibile ma vero, c'è il pareggio ma meritato al 33esimo esattamente di Bamba, 1-1 il risultato. Che cosa ti succede a questo punto? Che 3 minuti dopo però l'Athletic Club Palermo conferma di avere nelle sue corde una duttilità ed una continuità ed infatti
ritorna in vantaggio con Micoli che quindi realizza la sua doppietta personale. Sembrava tutto ok a questo punto per la squadra palermitana, grande entusiasmo, però le squadre di Passiatore non mollano per niente. Infatti nel secondo tempo, al 67esimo, abbiamo anche la possibilità di vedere il pareggio dell'Enna Calcio, avviene su calcio di rigore, a segnarlo è Prechinaschi, che porta in questo caso il risultato finale sul 2-2. Beh, Savoia che conferma di avere certamente le carte in regola per tentare il grande salto. Domenica prossima c'è il big match, tra l'altro in casa della Nissa. Sì, sicuramente Nissa-Savoia è il big match della giornata. Da una parte la Nissa vuole appunto forse compiere magari quell'impresa, ottenere quel risultato importante che magari può dare ulteriore slancio al loro percorso. Dall'altra parte sicuramente il Savoia vuole dimostrare di non trovarsi lì per sarà una caso. bella partita però, assolutamente sì, assolutamente sarà una bella partita, sì. Si giocheranno certamente il primo posto, ma soprattutto si giocheranno l'etichetta di squadra da battere, perché probabilmente il Savoia vorrà fare bottino pieno, ma la Nissa davanti al suo pubblico non può assolutamente sbagliare. Così come non ha sbagliato la San Cataldese. 3-0 il risultato contro il Paternò. Ci guardiamo gli highlights. Gentile pubblico, buon pomeriggio, ben ritrovati allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Va in scena oggi San Cataldese Paternò, gara valida per la 7ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Fischietto alla bocca, comincia San Cataldese Paternò, subito in avanti il pallone, Rozzi che entra in area, ancora Rozzi, prova la conclusione Rozzi e il pallone esce di pochissimo. Deve ripiegare all'indietro la San Cataldese, qua sì, 1 contro 1 con Sandonà, prova ad andare verso la porta, qua sì, calcia solo sul lato esterno, Caetano. Castro, ancora Caetano che prova a portare palla e servire Saito. Buona la posizione di Saito, il tiro! E il pallone che esce di pochissimo! Ancora Viglianisi. Prova il lancio in avanti per Castro. Il pallone può essere buono. Va Castro. Prova il pallone al Castro! Ed è gol! È gol! Di Mattias Castro! Quando siamo al 7° minuto del secondo tempo. La sblocca Mattias Castro. Battuta al centro area, colpo di testa! Arriva il raddoppio! Questa volta il gol è siglato da Emiliano Dall'Oro. Attenzione perché addirittura prova la conclusione e trova la rete! Un gol clamoroso! Quello di Agustin Sandonà che sigla il 3-0 quando siamo al 24esimo del secondo tempo. E arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Si chiude così la partita. San Cataldese 3, Paternò 0. Complimenti alla San Cataldese e complimenti anche all'autore del gol alla Mascara di un vecchio derby di un paio di anni fa. Voglio ritornare a parlare dell'Athletic Club Palermo perché so che voi come società palermitana siete molto vicini alla squadra del presidente Conte, a dimostrazione che questo vicinato fa bene e aumenta i legami. Si fa rete, o sbaglio? Sì, assolutamente. Per noi l'Athletic Palermo è uno di quegli esempi di quanto dicevamo poc'anzi, nel senso strutturarsi per bene, fare salto di categoria e poi con grande umiltà e grande competenza affidarsi a un top come il direttore Perinetti, coadiuvato ovviamente da Giampiero Clemente, che anche lui è una figura importante del panorama siciliano per quello che ha fatto nel suo percorso. Ci lega un rapporto di grande stima, di amicizia anche con la società. C'è Antonio Cottone, ex presidente da Don Carlo Misilmeri, che a Misilmeri ha lasciato grandi ricordi. Di conseguenza diciamo siamo molto, molto uniti, ci sentiamo, ci vediamo. Ieri l'Under 19 dell'Athletic Palermo ha giocato appunto a Misilmeri contro la San Cataldese e abbiamo avuto modo di incontrarci anche lì. Bene. Quindi diciamo abbiamo due ex giocatori dell'Athletic Palermo dello scorso anno, ovvero Flores
No, ma fa Cusumano, piacere quindi questa rete, sì, fa assolutamente, piacere perché gli intenti devono essere comuni, soprattutto nel bacino, in questo caso palermitano, perché l'unione può portare anche ad ulteriore divulgazione del progetto palermitano, perché io ho l'impressione che il progetto dell'Athletic non si ferma in Serie D. Assolutamente, io penso che siano molto, molto ambiziosi. Quest'anno giustamente come primo anno in Serie D puntano a una salvezza tranquilla da ottenere quanto prima possibile. Magari nelle prime partite hanno patito anche qualche episodio sfavorevole relativamente a molte partite concluse in inferiorità numerica, sì. Anche domenica è successo e quindi avrebbero potuto avere qualche punticino in più, però sono assolutamente in linea con quello che deve essere il loro percorso e chissà che magari già dal prossimo anno non potranno alzare ulteriormente l'asticella e cominciare a sognare qualcosa di più importante. Nella speranza, penso fattibile, che il Palermo appunto possa la prossima stagione giocarsi la Serie A. Adesso ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, subito dopo la pubblicità avremo come al solito lo spazio dedicato al campionato di eccellenza. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Dopo il campionato di Serie D partiamo subito con i due gironi del campionato di eccellenza e partiamo con il girone A. Subito i risultati della quinta giornata di andata. Si sono disputate domenica queste partite: la Parmonval che perde in casa contro il Città di San Vitolo Capo, pareggio tra Partinica Audace e Licata Calcio, Accademia Trapani batte San Giorgio Piana 2-1, 90-011 Bagheria batte Bagheria Calcio 2-1, vince fuori casa il Cus Palermo contro la Folgore Castelvetrano, pareggio tra Camarat e Montelepre, colpaccio del Castellammare 1-0 contro l'Unitas Sciacca ed infine, appunto, ne abbiamo già parlato, la Don Carlo Misilmeri che pareggia 0-0 contro il Marsala 1912. Guardiamo anche la classifica, dove troviamo in testa il ritorno del Castellammare con 12 punti, con 11 Licata Calcio, Marsala 1912 e Partinica Audace, con 10 Camarat ed Unitas Sciacca, 7 punti Città di San Vitolo Capo e Don Carlo Misilmeri, 6 punti per Accademia Trapani e Bagheria, 5 per il Montelepre, con 4 San Giorgio Piano e 90-011 Bagheria, 3 punti per la Parmonval con il Cus Palermo ed infine ultima in classifica la Folgore Castelvetrano con 1 punto. Prima di andare a vedere qualcosa di interessante di questo girone, è un girone dove probabilmente veramente sarà un terno all'otto la classifica finale. Voi dove vi collocate, caro direttore sportivo? Allora, devo dire che per me, noi questo è il settimo anno che disputiamo il campionato di eccellenza. Questo è uno dei più equilibrati e quindi più difficili a mio avviso, quindi fare previsioni sicuramente non è facile. Sicuramente ci sono 5-6 squadre che hanno appunto dichiarato apertamente, e gli investimenti fatti appunto lo dimostrano, di voler recitare un ruolo da protagonista, ma si sa, il campionato di eccellenza
è fatto da 2 piccoli campionati, uno che è quello che va fino a dicembre e poi la seconda Giusto. parte di stagione, Cambia quindi tutto, cambia sicuramente tutto. capiremo più avanti al Giro di Boa, più che altro col mercato di dicembre, un po' le dinamiche, quindi poi sarà lì più facile magari cominciare ad avere una linea più chiara della Una situazione. valutazione un po' più chiara Sì. su quale deve essere il percorso della seconda fase, Sì. ma non soltanto per voi, penso tutti, soprattutto sì, per sì. le altre squadre Sì. che hanno investito magari tantissimo nella prima Sì, parte. sì. Una squadra che ci sta sorprendendo, e nel frattempo possono già partire le immagini, è certamente il Partinico Audace. Perché dico questo? Il Partinico era partito certamente non con i favori dalla sua, eppure pareggia in casa adesso 1-1 addirittura contro il Licata Calcio, all'80° il gol di Mistretta, e a tempo quasi scaduto, oltre il 90° arriva il pareggio di Maitini, a conferma che questo Licata è certamente una bella squadra, ma questo Partinico Audace certamente dirà la sua in questa stagione 25-26, e siamo contenti perché la storicità del Partinico Audace non la inventiamo noi. Questa invece è la rete del Castellammare, che vince a sorpresa contro l'Unitas Sciacca, il gol al 62° di Messina. Ecco, Partinico Audace, voglio sentire un po' il tuo parere perché siete vicini di casa. Sì, noi abbiamo incontrato sia il Partinico e sia il Licata, e io sabato ero appunto a vedere la partita dal vivo Partinico-Licata. Devo dire che il Partinico è una società con grande ambizione, al di là di, come hai ben detto tu, della storicità appunto del Partinico Audace. È una società che vuole fare bene, ambiziosa, un allenatore che sicuramente non lo pensa scopro bene, non lo io, inventiamo noi. assolutamente sì, e investimenti importanti, tanti giocatori importanti per la categoria, non ultimo anche l'arrivo di Mistretta che va a sostituire Maltese, che purtroppo è infortunato. Anzi, ne approfitto per mandare un abbraccio a Maltese, ex Don Carlo Misilmeri. Ci siamo Sì. sentiti nei giorni scorsi, purtroppo un infortunio lo ha fermato. Ci piace questa sportività, Sì, complimenti, assolutamente, ci piace assolutamente. tanto. E quindi da questo punto di vista devo dire che il Partinico secondo me è tra quelle 5-6 squadre che reciteranno un ruolo da protagonista. E poi c'è questo Licata, da nomi importanti, da storia Sì. indimenticabile, che negli ultimi anni ha vissuto la Serie D a grandi livelli, ha sfiorato i playoff, però è anche vero che poi ci sono le cadute e le risalite non sono mai segnate subito da risultati e da super investimenti, però è anche vero che la forza dell'ambiente un po' ti spinge, no? Sì, assolutamente. Il Licata secondo me sicuramente resta tra le favoritissime di questo girone, vedendola a quelle caratteristiche delle squadre che negli ultimi anni hanno vinto. Però ovviamente nulla è scontato, nulla è già scritto, poi è sempre il campo a dare il verdetto finale, e di conseguenza dovrà sudarsela come un po' tutti, partita dopo partita, e sperare di raggiungere il loro obiettivo. In fondo siamo soltanto alla 5ª giornata, per cui mettetevi comodi perché la stagione è veramente lunga. Si volta pagina, parliamo adesso del girone B del campionato di eccellenza. Anche qui, 5ª giornata di andata, subito la schermata dei risultati. Calcio Avola 1949 batte Gioiosa 1-0, Atletico Catania 94 Via Grande contro il Mazzarone Calcio 2-0, pareggio tra Giare Calcio ed SC Palazzolo. Fuori casa, colpaccio del Modica 3-0 contro il Melilli, vittoria della Nebros 2-0 contro la Leonfortese, Niscemi FC batte Messana 1966 2-1, vince anche il Rosmarino contro il San Fratello Acquedolcese 3-2, ed infine il Vittoria che si conferma certamente quasi un rullo compressore 2-0 contro la Leonzio 1909. Guardiamo anche la classifica, dove però non c'è in questo momento il Vittoria in testa, ma il Calcio Avola 1949 con 13 punti, a 12 punti troviamo il Vittoria, Atletico Catania 94 Via Grande con 11, con 10 il Messana 1966 in compagnia del Modica Calcio e della Leonzio 1909, con 9 punti il Rosmarino, 7 per il Mazzarone Calcio, con 5 Giarre Calcio insieme al Niscemi, 4 punti per la Nebros e la Leonfortese, 3 punti per il Gioiosa e l'SC Palazzolo, con il Melilli ultimo in classifica San Fratello Acquedolcese con 0 punti. Diciamo che anche questo girone è particolarmente interessante.
Non dico che ci sono delle squadre sopra tutti, però è anche vero che il livello comprende almeno 5-6 squadre che vogliono vincerlo. Assolutamente sì, anche lì abbiamo l'imbarazzo della scelta, nel senso che ci sono squadre che hanno fatto investimenti importanti e non sono al primo anno di investimenti importanti, una su tutte sicuramente il Modica. Ma non escludo le altre, l'Avola che magari l'anno scorso poteva sembrare una Guarda, sorpresa. possiamo già vedere l'immagine dell'Avola in sottofondo, eccole qui, un'Avola che l'anno scorso ha fatto la finale di Coppa, l'ha persa contro l'Unitas Sciacca, ha sfiorato i playoff, quest'anno è partita alla grande a luci spente, come abbiamo detto proprio prima di iniziare la trasmissione. Lo dicevamo prima, noi a telecamere spente sicuramente magari gli occhi sono più rivolti verso altre società, ma l'Avola sicuramente a mio avviso può recitare ulteriormente un altro campionato importante all'altezza della situazione. L'anno scorso magari, ripeto, poteva sembrare una sorpresa, ma quest'anno invece sono partiti subito forte e se la potranno anche giocare. Perché, direttore, valuta che hanno uno zoccolo duro che si portano quasi dal campionato di promozione e sai, quando ci sono quei 5-6 attorniati anche da giocatori di categoria, beh, i risultati arrivano. L'allenatore che sicuramente sta in facendo questo bene. momento è sulla bocca di molti proprio perché fa giocare la squadra bene, grintoso, è determinato, legge bene la partita. Parliamo di Attilio Sirigu che da ex giocatore dell'Avola portare l'Avola in Serie D per lui è un grande sogno, me l'ha confidato un paio di settimane fa, per cui io mi auguro che l'Avola possa veramente sino all'ultimo tentare di agganciare questa benedetta Serie D. Sì, lì ovviamente io non mi schiero perché comunque secondo me anche Modica per gli investimenti fatti negli ultimi anni, vittoria, piazze importanti, è difficile scegliere. Che vinca il migliore e poi magari come andrà a finire vedremo. Assolutamente. È vero. Nel frattempo possiamo rientrare in studio e lanciare subito invece i gol anche delle altre squadre che in questo momento sono altissime in classifica. Il primo gol del Niscemi, poi c'è il pareggio del Messana 1966 con Mazzola al 42esimo, il Niscemi che comunque non molla perché riesce a riportarsi in vantaggio seppur con calcio di rigore con Trovato. Complimenti a Fabio Comandatore, ha attraversato qualche settimana un po' particolare, però ha resettato tutto l'ambiente. Queste invece sono appunto le immagini dell'Atletico Catania 94 Via Grande che vince contro il Mazzarone 2-0, la prima rete del già citato Anastasio che porta in vantaggio la squadra del presidente Proto e poi sul finire al 95esimo c'è il raddoppio da parte di Massarelli, un 2-0 che un po' smonta anche le idee ambiziose del Mazzarone Calcio che aveva all'inizio, insomma, le prime 3-4 partite impressionato, però poi dopo alla fine la rosa completa con più elementi anche e soprattutto in panchina fanno la differenza. Questo me lo insegni anche tu, no? Nel vostro girone ci sono queste situazioni. Assolutamente sì, è uno di quei dettagli che alla lunga fa la differenza, quindi mantenere alto il livello dei giocatori in campo anche con le sostituzioni, avendo le alternative e avendo le soluzioni soprattutto in quei momenti dove magari squalifiche, infortuni possono sempre succedere, è un dettaglio che appunto può fare la differenza. Sicuramente il Mazzarrone così come il Niscemi magari ad oggi possono sembrare un po' attardate in classifica rispetto ai piani che comunque avevano, però anche lì secondo me alla lunga potrebbero rientrare. Valuta comunque... che il Niscemi è neopromosso, no? Che mancava da secoli dal campionato di eccellenza. Anche lì poi l'ambientazione in una categoria diversa non si acquista con poche partite, bisogna acquisire anche mentalità, ritmo e soprattutto valutazione che spesso e volentieri viene dimenticata, ma la valutazione della rosa in un campionato a vincere è fondamentale. Sì, io penso che ovviamente l'adattamento alle categorie superiori c'è e un po' di scotto si paga e sicuramente è così anche per il Niscemi che comunque però ha fatto grandi investimenti, ha un allenatore importante come comandatore, ha fatto una vittoria importante domenica e chissà che appunto questa non possa essere la svolta per dare in là un campionato più da protagonisti. Bene, siamo quasi ai saluti, voglio ritornare ancora un po' a parlare di questo Don Carlo Misilmeri perché la categoria vostra in questo momento è quello dell'eccellenza. Mi hai detto che c'è un progetto ma a luci spente, nel senso che state facendo le vostre giuste valutazioni, un reset all'interno della parte
parte organizzativa, quindi dirigenziale, è fondamentale e tutto questo si acquista con gli anni, ma alla fine questo girone vi può permettere quantomeno di aspirare ai playoff? È una dichiarazione un po' pesante, forse un po' troppo affrettata alla quinta giornata? No, io diciamo non è scaramanzia e non mi nascondo, quello che dico è che la nostra mentalità è quello di giocare partita dopo partita dando sempre il massimo. Mi fa piacere sicuramente vedere che c'è grande entusiasmo in paese e anche fino a domenica scorsa uscire tra gli applausi della gente che premiano l'impegno di questi ragazzi, che va oltre quello che riescono a fare la domenica, l'impegno e la serietà che ci sta mettendo lo staff con a capo il mister Napoli. Sicuramente sono tutti dettagli che ci rendono orgogliosi, ma anche consapevoli del fatto che ancora non abbiamo fatto nulla e che la partita più importante è sempre la successiva. E poi mi hai pure detto, insomma, che anche la struttura di Misilmeri sta prendendo più forma. È stata già inaugurata una tribuna, si sta valutando anche la sistemazione di una torretta addirittura per le riprese televisive. Diciamo, l'abbellimento del vostro piccolo impianto può servire poi da volano per migliorare il settore giovanile e soprattutto pensare in grande. Assolutamente, l'aspetto strutturale è un dettaglio di vitale importanza per la crescita e per sognare obiettivi più importanti. Già parte dei lavori sono stati fatti, adesso tanti altri dettagli verranno aggiunti, realizzazione del bar, realizzazione di... Anche perché avete preso la gestione del campo, sì, no? assolutamente, 18 sì, anni, sì, quindi sono tanti. di gestione, e quindi la società dal canto proprio ha tutta la volontà di migliorarsi e di crescere, dando ulteriore lustro appunto intanto alla struttura e quindi mettere a posto tutti i dettagli per continuare a crescere sicuramente. E poi c'è un neo direttore sportivo diplomatosi da poco, no? Per cui anche se già faceva parte del progetto della Don Carlo Misilmeri, adesso il ruolo è stato istituzionalizzato, hai fatto questa bella esperienza, hai preso un patentino pesantissimo, un patentino che qualifica anche poi la stessa Don Carlo Misilmeri. Che esperienza è stata? Così una battuta veloce e poi ci salutiamo. Devo dire che al di là degli aspetti calcistici, anche umanamente è stata una grande esperienza, il confronto con gente che sicuramente ha scritto pagine importanti del calcio a livello nazionale e anche oltre, e quindi per me, al di là di quello che sarà il futuro, è stata una grandissima esperienza che terrò dentro e che mi ha aiutato a crescere sotto tantissimi punti di vista. Bene, Luigi Picone, io ti ringrazio per essere venuto qui a Penalty per la prima volta, con la promessa che magari, chissà, nelle prossime puntate ti potremo insomma riospitare con tanto piacere. Ti auguriamo un in bocca al lupo a tutto il tuo gruppo, anche alla squadra di Napoli, speranzosi di fare un campionato non dignitoso, molto di più, perché ne avete le qualità e la volontà. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere e speriamo bene. Bene, grazie dunque al nostro ospite della puntata odierna, ovvero Luigi Picone, direttore sportivo della Don Carlo Misilmeri. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che su TVM Palermo domani ci vedremo intorno alle 21 con la puntata dedicata al turno infrasettimanale della Coppa Italia del campionato di eccellenza, ma parleremo anche di promozione e di prima categoria. Mentre questa puntata la potete chiaramente vedere anche sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Siamo in onda a partire dalle 19:20. Appuntamento alla prossima puntata di Penalty.